Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, vai alla seconda gara, quella di Wild Card Comendiana ragazzi. Siamo a Valencia in griglia, partiamo al 15° posto, quindi una posizione anche di tutto rispetto. Dai che siamo partiti bene. Adesso vediamo di fare una buona gara con la San Carlo Junior, le patatine. Vai! Gran premio valenziano. Valencia. Attenzione, c'è granatina, granita. Vediamo che siamo... cazzo, siamo a livello medio perché voglio prendere confidenza con il gioco. Attenzione. Vai, che cume ragazzi. Beh, ok, abbiamo capito, il livello medio è troppo basso. Occhio, mamma mia. Adesso c'è Vino davanti, c'è Vino. E dietro abbiamo Clark Kent. Ok. Poi abbiamo Vasquez anche davanti. Occhio Pume. Comunque ragazzi c'è un altro problema in questo gioco, che ragazzi è bug GP 2014, che non si riesce a uscire. Cioè prima di cominciare la carriera potevo uscire dal gioco, adesso non posso più. Incredibile. Una cosa incredibile. Devo uscire col task manager ragazzi. Se qualcuno sa come uscire magari mi fa un piacere di dirmelo, perché io non l'ho ancora capito. Primo giro completato ragazzi. First lap. Giro record di Miller. Veneziano è ottavo, un buon ottavo tempo per il Vene. Come la frena anche 10 ore prima che te ne frega. Frenati, giro record di frenati. Il frenatore accelerato ragazzi, il frenatore accelerato. Bella, sta curva bellissima. Comunque ho levato le penalità come avete detto, perché abbiamo capito che fa cagare le penalità. No, come non tagliare, non cominciare a fare i vaneggi. Va benissimo l'ottavo posto. Antonelli supera Clark Kent. Comunque c'è anche il valesiano di merda, mi sembra, c'è ancora il valesiano di merda. Però forse in Moto2 non lo so, se poi in Moto2 non mi ricordo onestamente. Vino supera Vasquez. Piano piano mi sto reinstallando tutto ragazzi sul PC nuovo. Fortunatamente avevo salvato tutto su parecchie penne USB così da far prima. E mi sto giocando per conto mio a Wolfenstein. Mamma mia che bello quel gioco ragazzi. Ci faccio 2000 fps, tutto a cannone, meraviglioso. Questo gioco noto che ogni tanto non scattini, però un po' di shootering, se così si dice, che dà un po' fastidio. Però ho letto sui forum ragazzi che veramente tanti frenati giro record, tanto che tantissimi si stanno lamentando, quindi cioè, si dà comunque tra virgolette che io sono molto pignolo su ste robe ragazzi. Beh, sull'altro computer purtroppo andava di merda, vabbè, facevo 20 fps, però qua ho notato che anche qua, cioè io sto sui 60 fps, ma cioè quando magari c'è il micro scattino tra virgolette non è che va giù, non vanno giù gli fps, quindi vuol dire che non è un problema dell'hardware teoricamente, ma è un problema del game. Ma va bene, insomma, non lamentiamoci, se penso come andava prima adesso accontentiamoci. Però ripeto, con questo computer vorrei fare 600 fps con un gioco così, che graficamente non è neanche mostruoso, anzi
Ma io spero in un Formula 1 2014 bellissimo, perché chiaramente torno su PC, ragazzi. Mi sono rotto anche i maroni delle console, nel senso, se avete preso l'Xbox perché va bene, però prenderò anche la Play magari quando uscirà Gran Turismo o qualche altro gioco bello per Play 4, però viva il PC tutta la vita, ragazzi. Le soddisfazioni che ti dà il PC non te le dà nessun'altra piattaforma, cioè. L'ottavo posto buono, sì, i primi mi hanno massacrato, però mi ha salvato la buona qualifica che, oddio, non fare l'errore adesso, come no? Ok ragazzi, un terzo posto, un ottavo posto, molto molto buono, ragazzi. Il veneziano dimostra di esserci, il cume c'è! Buono raga, vediamo un po' ora, Saxo Print RTG, Heaven, Techno, ok, sti stronzi qua. No, Rosy Binder, grande Rosy, me lo godo Rosy. Allora, così a nome mi piace questa, vai. Ho capito che gareggerò con loro, lo so, non sono pirla, grazie. Ok, buono. Calendario, prossima stagione. Inizia la nuova stagione, yeah, e si gode. E si gode San Carlo Junior, le patatine. Ok, Losello International Circuit, pre-gara, nuova stagione. Ok ragazzi, buono, la prossima gara si inizia a far sul serio. Prima stagione in Moto 3, speriamo di fare le cose fatte bene ragazzi. Vediamo un po'. Vabbè, questo lo sappiamo, l'ultimo prende il 15esimo, ok. Buono. È bello affezionarsi ad un team, non rompere i coglioni, ciao. Obiettivo. 15esimo posto voglio, quindi almeno un punticino lo pretendono i merdosi, ok. Va bene, team. Notizie non ce ne sono. Buono raga, un saluto dal comandante veneziano, dal prossimo video si parte con la prima stagione in Moto 3. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.